Possiamo cominciare. Buongiorno a tutti, che il Signore ci benedica. Se tu vuoi già alzarti in piedi, noi cominceremo leggendo un testo della parola di Dio, il nostro culto. Se tu hai la Bibbia o l'applicazione, apri nel Salmo 126 e noi leggeremo i primi 3 versetti. Salmo numero 126, versetti da 1 a 3. È un canto di pellegrinaggi che è stato scritto da un autore anonimo, molto bello, perché parla della memoria di un evento che il Signore ha fatto nel suo popolo, e dice così questo testo, Salmo 126. Quando il Signore fece tornare i reduci di Sion, ci sembrava di sognare. Allora spuntarono sorrisi sulle nostre labbra e canti di gioia sulle nostre lingue. Allora si diceva tra le nazioni, il Signore ha fatto cose grandi per loro, il Signore ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Questo autore sta ricordando un evento di diverso tempo prima e si rallegra perché si ricorda che il suo Dio ha fatto cose grandi. Se c'è una cosa che è triste durante diciamo così, la vecchiaia, no? Noi ci stiamo, almeno io, mi sto avvicinando, e chi può, dopo i 50, tu cominci a sentire che c'è qualcosa che non funziona più come prima. Una delle cose che tu perdi sicuramente è la memoria di tanti dettagli, no? Non ti ricordi dove hai appoggiato le cose, non ti ricordi il nome delle persone, insomma, la tua memoria comincia a vacillare, no? Mi ricordo che c'è stata un'esperienza di tanti anni fa. Il mio papà spirituale a quell'epoca aveva fatto un ictus, era in ospedale. È impressionante che lui faceva confusione con nomi, con persone, con situazioni, no? Una cosa però è impressionante, che lui ricordava testi della parola di Dio a memoria, e quando parlava della parola di Dio, della Bibbia, lui ricordava tutto perfettamente. Quindi una cosa che noi non dobbiamo mai fare. Pare che a volte alcuni di noi abbiano un ictus spirituale, no? Che non si ricordano ciò che Dio ha fatto e ciò che Dio ha detto. Noi dobbiamo avere una memoria spirituale ferrea. Io non so se tu tieni un diario spirituale di quello che il Signore ha fatto nella tua vita. Questo salmista aveva un diario spirituale, ha detto: io mi ricordo che il Signore ha fatto cose grandi per noi. Allora, oggi è il giorno della memoria. Sai perché noi dobbiamo celebrare il giorno della memoria? Perché così possiamo raccontare agli altri quello che Dio ha fatto per noi. Non c'è niente di più bello, non so per te, ma per me non c'è niente di più bello di sentire una testimonianza di una persona che ha vissuto un'esperienza forte con Dio. Io non so se tu l'hai vissuta, io personalmente sì, e anche più di una, ma è proprio quello che impressiona la gente là fuori, ossia una testimonianza di un Dio che vive e che fa opere potenti nella nostra vita, ma noi dobbiamo ricordare quello che Dio ha fatto per noi. Io vorrei che tu cominciassi questa mattina in questo modo, insieme a me, di chiudere i tuoi occhi e di ripassare nel mondo spirituale il tuo incontro personale con Dio. Forse per te la memoria riguarda la tua conversione. Dio ha fatto un'opera grande attraverso la tua conversione. Oppure ti ha guarito da una malattia, oppure ti ha sollevato da una situazione, ti ha dato una liberazione. In qualche modo il Signore ha fatto cose grandi per me e per te. E vorrei che tu potessi ricordarlo, perché la memoria è la possibilità di testimoniare agli altri che Dio vive. Ok? Io vorrei pregare in questo modo. Chiudi i tuoi occhi e comincia a parlare con Dio. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio perché, Signore, ci hai chiamato dalle tenebre alla luce. Un giorno eravamo lontani da te, un giorno, Signore, non avevamo coscienza che esiste un mondo spirituale.
Io ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che questa mattina torni alla nostra memoria tutte le cose che tu hai fatto per ciascuno di noi, le opere potenti che tu hai operato in noi e attraverso di noi. Signore, io ti ringrazio perché tu sei lo stesso Dio ieri, oggi e sempre, e ancora, Signore, tu riservi sorprese per il tuo popolo. Grazie, Padre, perché nella tua potente grazia noi possiamo riposarci e sapere, Signore, che tu sei sempre lo stesso. L'Eterno ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Ti ringrazio, Padre, per questo e ti chiedo tutto questo nel nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Prima di sederti, prima di cantare, perché non ci sederemo, dai un saluto al tuo fratello, alla tua sorella, un abbraccio, una parola di benedizione, perché è una settimana che non lo vedi, ok? Come dice la prima canzone, noi siamo qui perché sentiamo dentro di noi la voglia di adorare il Signore. Quindi alziamo le nostre voci per poter cantare che Lui è l'unico Re. Sono qui perché sento dentro me il desiderio di adorare te. Alzo la mia voce per cantare che tu sei l'unico Re invincibile. Io amo innalzare te perché sei me. Vicino qui davanti a te perché sei Re. Oh sì, tu sei il Re, il Re dei Re. Oh sì, tu sei il Re dei Re. Trovo gioia. Trovo gioia se mi avvicino a te e ti lodo pensando solo a te. Tu sei il mio Re, l'imbattibile, un amore che vive dentro me. Io amo innalzare te perché sei te. Vicino qui davanti a te perché sei Re. Oh sì, tu sei il Re dei 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 Re. Tu sei il Re, tu sei il Re dei Re. Tu sei il Re dei Re. Tu sei il Re, tu sei il Re dei Re. Tu sei il Re dei Re. Oh sì, 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 tu sei il Re dei Re. Continuiamo a proclamare con la prossima canzone che Cristo è il nostro rifugio, che il Signore è la nostra parola, che Lui è vita e potenza nelle nostre vite e che Lui fa grandiosi cose nelle nostre vite. Cantiamo? Cristo sei il mio rifugio, in te io confido. Cristo sei il mio rifugio, di te mi fido
abbiamo appena proclamato di fidarci del Signore, del fatto che è il nostro rifugio, e quindi cantiamo la prossima canzone di adorazione che si chiama Più io ti cerco, con il cuore volto verso cercare di più il Signore, perché proprio come dice questa canzone e anche la parola di Dio, più noi le cerchiamo, più Lui si fa trovare a noi, più noi stiamo con Lui e più lo amiamo, perché Lui è Re, è il nostro unico Re, è il nostro rifugio, e il suo amore è profondo, il suo amore va oltre tutto quello che è il nostro concetto di amore, è una cosa che va molto di più al di là di quello che possiamo ricevere da questa terra, ed è per questo che abbiamo il bisogno e la necessità di conoscere Cristo, di conoscere Dio, di avvicinarci a Lui, perché poi quello che ricaviamo è discernimento, è saper scegliere le cose giuste nelle nostre vite e avere una vita di gioia nella sofferenza, che è molto importante. Quindi cantiamo la prossima canzone. Più io ti cerco e più ti trovo, più io sto con te e più ti amo, più io ti cerco e più ti trovo, più io sto con te e più ti amo. Ai piedi tuoi io starò, dalla tua coppa berrò, respirerò sul tuo cuore per sentirlo. Profondo è il tuo amore, va oltre ogni idea, la tua pace in me e mi avvolge. Cantiamo di nuovo, più io ti cerco, più ti trovo. Più io ti cerco e più ti trovo, più io sto con te e più ti amo. Ai piedi tuoi io starò, dalla tua coppa berrò, respirerò sul tuo cuore per sentirlo. Profondo è il tuo amore, va oltre ogni mia idea, la tua pace in me. Ai piedi tuoi, di nuovo. Ai piedi tuoi io starò, dalla tua coppa berrò, respirerò sul tuo cuore per sentirlo. Profondo è il tuo amore, va oltre ogni mia idea, la tua pace in me e mi avvolge. Signore, ti ringrazio, Padre, per la tua presenza, ti ringrazio per questo culto, ti ringrazio perché tu in ogni momento vuoi parlare ai nostri cuori, in ogni momento vuoi essere e stare al nostro fianco, Signore, nonostante la nostra infedeltà verso di te, Padre. E ti ringrazio perché
nonostante come siamo, tu trovi sempre il modo di fare grandi cose attraverso le nostre vite, trovi sempre il modo di usarci, anche nei momenti peggiori, anche quando non siamo disponibili per poter aiutare gli altri, Padre. Ma tu fai miracoli nelle nostre vite e tu ci dai la forza per poter andare avanti, per poter aiutare, per poter servire, Padre. E io ti ringrazio per questa tua Chiesa, Signore. Sono sicura che hai tantissimi altri progetti per questa Chiesa, Padre. Ti ringrazio per i pastori, per gli angeli della nostra Chiesa, Signore, che tu hai posto per prenderti cura di noi. E Signore, ti ringrazio davvero perché la tua presenza è viva in questa Chiesa. E io ti chiedo che nessuna malvagità, nessuno spirito maligno, niente possa rovinare, venire a rubare questa cosa, Padre. Questa Chiesa tua appartiene a te, tu hai già vinto tutto, Padre. Quindi che davvero il diavolo non possa venire a rubare niente, Padre, perché questo appartiene a te e che lui non possa trovare posto per agire, Signore, che davvero questa Chiesa possa trasmettere la tua potenza, il tuo amore, Padre. E io ti ringrazio perché ogni giorno ci insegni ad amare, ogni giorno attraverso il tuo amore, attraverso il tuo perdono, noi impariamo, Signore. E io ti ringrazio per la voglia che hai di conoscersi, Signore, perché noi non meritiamo niente di tutto ciò, ma tu vuoi darci lo stesso tutto perché siamo tuoi figli, Padre. E io ti ringrazio infinitamente, Padre, per questo tuo grande amore, Signore. E tutto quello che ti chiedo, te lo chiedo nel nome di Gesù, Padre. Amen. Cantiamo la prossima canzone che si chiama Mi ama. E pensando proprio alle caratteristiche dell'amore di Dio, alle caratteristiche di quelle che sono, di quello che è il modo di agire del Signore nelle nostre vite. E arrendiamoci davvero a Lui, arrendiamoci alla Sua volontà, arrendiamoci alla Sua misericordia e guardiamo a quanto meraviglioso è, a quanto potente e sovrano è, senza dimenticarci mai di questa visione di Dio. Non possiamo dimenticarci della potenza e della grandezza di Dio. Lui è geloso di me, il suo amore è come un uragano, io mi arrendo al vento della sua misericordia. Poi all'improvviso non vedo più le mie afflizioni, vedo la sua gloria. E vedo quanto meraviglioso Egli è e quanto Egli mi vuole. Oh, Egli mi amò. Oh, Egli mi ama. Egli mi amò.
oltre l'era, oltre la nostra concezione, la nostra mente, la nostra... Possiamo immaginarlo quanto più alto possibile, ma non arriveremo neanche a una minima parte del tuo amore, Padre. Perché il tuo amore è incondizionato, il tuo amore è un amore che questa terra non può mai conoscere, Padre. E di questo possiamo solo ringraziarti, Padre. Possiamo solo ringraziarti perché ci hai visto così fragili, ci hai visto così soli. E ci hai detto, tranquilli, caricate tutti i pesi, tutte le preoccupazioni, tutti i problemi, le ansietà su di me. E io le porterò per voi. E hai fatto ancora di più. Quando ancora siete stanchi, tranquilli, vi prendo in braccio e continueremo insieme. Oh Padre, possiamo solo ringraziarti. Non ci sono altre parole, non ci sono parole per descrivere quello che hai fatto per noi. Questo culto è per te, oh Padre, e per restituirti un poco di quello che tu fai per noi ogni giorno. Tu te lo chiedi. Potete sedervi. Aiuto. Ok, carissimi, se avete portato la parola di Dio, vi invito ad aprire nel libro di Atti degli Apostoli, capitolo 21 dal versetto 17. Capitolo 21 dal versetto 17 è l'ultima tappa dell'Apostolo Paolo prima di essere, da uomo libero, prima di essere arrestato a Gerusalemme. Ok? E la cosa interessante che succede qua, una cosa inusuale per un uomo maschio, no? Dice la parola di Dio che racconta dettagliatamente le cose, perché noi maschi raccontiamo un più o meno, no? Tutte le mogli si lamentano che vogliono più dettagli, no? Ma lui dice che racconta dettagliatamente quello che Dio ha fatto attraverso di lui, ok? Vedremo alcuni punti importanti di questo testo biblico per imparare che cosa il Signore ci vuole insegnare. Dice così dal versetto 17: arrivati a Gerusalemme, i fratelli ci accolsero festosamente. Il giorno seguente Paolo si recò con noi da Giacomo e vi si trovarono tutti gli anziani. Dopo averli salutati, Paolo si mise a raccontare dettagliatamente quello che Dio aveva fatto tra i pagani per mezzo del suo servizio. Ed essi, dopo averlo ascoltato, glorificavano Dio. Poi gli dissero: fratello, tu vedi quante migliaia di giudei hanno creduto e tutti sono zelanti per la legge. Ora sono stati informati su di te che vai insegnando a tutti i giudei sparsi tra i pagani ad abbandonare Mosè e dicendo di non circoncidere più i loro figli e di non conformarsi più ai riti. E allora sicuramente verranno a sapere che tu sei venuto. Preghiamo che il Signore ci possa parlare questa mattina. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio e ti benedico perché, Signore, nella tua parola noi troviamo principi fondamentali per vivere, non soltanto, Signore, da ascoltare, ma da obbedire, da ricordare e da praticare per tutta la vita. Io ti chiedo, Signore, che tu possa fare un'opera questa mattina nel tuo popolo, qui insieme a noi, e benedici, Signore, quello che verrà seminato. Tu possa, Signore, davvero far portare frutto al seme della tua parola. Aiutaci, Signore, a non lasciare che questo seme cada nel vuoto e che il nemico, Signore, non possa mai portarlo via. Grazie, Padre,
perché possiamo contare sul fatto che la tua parola è vivente, efficace, più affilata di qualunque spada a due taglie, penetra nella divisione dell'anima, dello spirito e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ti ringrazio per questo, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Come abbiamo detto, l'ultima tappa dell'Apostolo Paolo prima di essere arrestato nel Tempio e poi incarcerato e portato, dopo una lunga serie di situazioni, fino a Roma. Paolo raccontava dettagliatamente tutto quello che Dio aveva fatto attraverso il suo ministero, attraverso la sua vita. Lui aveva una memoria storica, spirituale veramente formidabile. E il mio augurio è che questa mattina tutti noi possiamo andare a ritroso nel tempo e ricordare tutto quello che Dio ha fatto attraverso di noi. Però ci sono dei punti cardine fondamentali perché noi possiamo avere qualcosa da raccontare alla gente, da raccontare a chi non crede nel Signore, da raccontare alle persone che ancora non conoscono la grazia di Dio. E il primo punto è questo. Noi abbiamo qualcosa da raccontare agli altri quando lasciamo la guida completa della nostra esistenza nelle mani del Signore. Quando noi non contiamo sulle nostre forze, non contiamo sulle nostre risorse, quando noi non contiamo sulla nostra intelligenza, quando noi non contiamo sulla nostra capacità individuale di prendere decisioni, allora lasciamo agire il Signore e abbiamo qualcosa da raccontare alle posterità. Allora sta attento, voglio leggerti un versetto che si trova proprio nel capitolo 9 di Atti degli Apostoli, quando Paolo si converte e il Signore lo chiama al ministero. Dice così, un versetto molto breve ma che dice tante cose. Dice: alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Allora sta attento. È importante capire il contesto in cui questa cosa il Signore ha detto a Paolo. Paolo era un uomo che stava andando a Damasco a tirar fuori dalle case tutti i cristiani, perché lui era un giudeo, non soltanto un giudeo, ma era un capo dei giudei, era una persona molto determinata a non far crescere la setta dei cristiani, così la chiamava lui. E la cosa interessante è che lui aveva chiesto dei permessi al Sinedrio per poter andare a perseguitare i cristiani, e mentre era sulla via di Damasco, dice la parola di Dio, che il Signore si è presentato a lui. Se tu vai a leggere tutto il contesto è molto interessante quello che succede. Dice la parola di Dio che la luce lo ha circondato, ossia non c'era spazio di tenebre né dietro, né davanti, né a destra, né a sinistra, perché il Signore l'aveva circondato e non aveva più spazio per scappare dalla luce del Signore. E la parola di Dio dice che lui è caduto a terra e subito dopo lui, immediatamente dopo lui, è diventato completamente cieco. Ossia, tutto quello che era nella sua testa, tutti i suoi progetti, tutte le sue aspettative, tutti i suoi obiettivi futuri, che cosa erano stati frustrati dal Signore. La cosa interessante che succede in quel momento è che lui non riesce più a fare una mossa. Perché? Perché il Signore lo aveva atterrato e Dio manda una persona di nome Anania per guarirlo, Atti capitolo 9, e questo Anania è una persona completamente anonima nella parola di Dio, perché si legge e si vede soltanto in quel capitolo, ossia l'uomo che era destinato a diventare l'astro nascente della religione ebraica cade a terra, diventa cieco, si fa prendere per mano da questo uomo e il Signore gli dice: alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Il Signore non gli ha dato neanche dei dettagli. Cari miei, posso dirvi una cosa? Sai quando noi possiamo raccontare le grandi cose che Dio ha fatto nella nostra vita? Quando noi cadiamo a terra, quando noi diventiamo ciechi, quando ci rendiamo conto che abbiamo assolutamente bisogno della grazia e della guida del Signore, e quando abbiamo bisogno gli uni degli altri, quando abbiamo bisogno a volte di essere presi per mano e di essere accompagnati alla presenza
del Signore. Non siamo degli individui che camminano da soli verso l'eternità, noi camminiamo insieme a una comunità, e la prima cosa che doveva imparare Paolo era proprio questa, ossia: Paolo, tu non sei solo, tu non sei l'unico su questa terra, tu non sei la persona più intelligente, perché io ti mostrerò che dovrai dipendere 100% da me. Pastore, io non ho tante esperienze grandi da raccontare, perché il Signore non ha fatto tante cose grandi nella mia vita. Sai perché? Te lo posso assicurare: perché ancora non sei caduto a terra, perché ancora non ti sei sentito cieco dinanzi alle situazioni della vita, perché non ti sei fatto prendere per mano da qualcuno e accompagnare nel mondo spirituale, perché questo mondo spirituale esiste sì, e noi abbiamo bisogno di vederlo attraverso gli occhi di Cristo. Paolo è caduto a terra, e subito dopo, interessante una cosa che succede in quel testo biblico, dice la parola di Dio che il Signore gli dice: torna a Damasco e comincia a predicare la parola di Dio. E quando lui comincia a predicare la parola di Dio, qualcosa subito succede, ossia tutti vogliono, i giudei di Damasco cercano di ucciderlo, e la parola di Dio dice che lui è stato calato dalle mura in un cesto. Ossia, prova a immaginare con me il grande apostolo Paolo, rispettato in tutto il mondo per la sua conoscenza della parola di Dio, della legge di Mosè, rischia la vita e viene calato dalle mura in un cesto da massaia, ossia robe da matti. E questa cosa lui la racconta qualche anno dopo alla chiesa di Corinto e dice: io mi ricordo che quando ero là a predicare la parola di Dio, io mi ricordo che quando subito i giudei hanno cercato di uccidermi, qualcuno gli è venuta la grande idea di calarmi dalle mura in un cesto. Sei mai stato calato dalle mura in un cesto? Hai mai sperimentato il pericolo di predicare la parola di Dio? È interessante che noi facciamo della parola di Dio quello che vogliamo delle volte. La parola di Dio dice che chi vivrà piamente, ossia praticando la parola di Dio con dettagli, con attenzione, con cura, sarà perseguitato. Pastore, ma noi viviamo in un paese libero dove possiamo predicare la parola di Dio liberamente, è proprio per quello che noi non la predichiamo. È vero o no che non la predichiamo ai nostri colleghi di lavoro, non la predichiamo ai compagni di classe, non la predichiamo perché abbiamo timore, abbiamo vergogna, abbiamo paura che qualcuno ci giudichi? Quando Paolo, appena convertito, ha cominciato a predicare la parola di Dio, e i problemi sono arrivati immediatamente. Se tu stai vivendo un problema predicando la parola di Dio, sei sulla strada giusta. Se tu non stai vivendo nessun problema a causa di Cristo, c'è un problema e la tua fede va rivista. Predica la parola di Dio, comincia a predicare, a dire delle parole nel mondo moderno che sono andate in disuso. Prova a cominciare a pronunciare la parola peccato. Tu sei in peccato. Prova a pronunciare la parola inferno. Gente, quando tu cominci a parlare di peccato, di inferno, di giudizio di Dio, tu sei finito nel tuo posto di lavoro. Tu sei finito con i tuoi parenti, tu sei finito con i tuoi colleghi. Su questo ti ascolterò un'altra volta. Questo forse è il massimo che tu sperimenterai, ma tu provi a insistere. Tu prova a salvare una persona che non vuole essere salvata. Tu prova a predicare il vero Evangelo di Cristo. E noi predichiamo un Vangelo, fratelli, scusatemi se ve lo dico, molto anacquato, molto diluito. Dio ti ama e ha un meraviglioso piano per te. Questo è il massimo che riusciamo a fare, vero o no? Ma quando noi cominciamo a predicare sul giudizio di Dio, io non so se tu ti immagini un giorno, quando io e te smetteremo di respirare, no? E il Signore dice la parola di Dio che gli angeli di Dio ci porteranno alla presenza di Dio, come ha fatto in Luca capitolo 16 con il ricco e con Lazzaro, no? Gli angeli ci porteranno alla presenza di Dio e noi vedremo Cristo glorificato guardarci, e la parola di Dio lo descrive in Apocalisse capitolo 1, con quegli occhi di fuoco che ci guarderanno nel profondo dell'anima. E io dico: Signore, quando mi presenterò lì,
avrò qualche scusa dicendo: ah Signore, ma nessuno me l'aveva detto. Ah Signore, io sono un tuo figlio, ma sai, ho avuto tanti problemi nella mia vita che poco ho predicato il Vangelo del Signore. Cari miei, noi abbiamo bisogno di lasciare la nostra vita completamente nelle mani del Signore, altrimenti noi non possiamo raccontare storie di come Dio ci ha guidato in questa vita. Quando noi lasciamo che il Signore ci prende, ci rialzi dalla nostra situazione di peccatori senza speranza e che ci accompagni in una vita cristiana decente, una vita cristiana più radicale, ascoltami, voglio farti una domanda. Rispondi sinceramente, non a me, ma a te stesso. Sei soddisfatto della tua vita cristiana? Perché io quando leggo la parola di Dio e vedo quello che Paolo ha fatto, quando il diavolo lo inseguiva attraverso quella ragazza posseduta da uno spirito, e questa ragazza continuava a disturbare il ministero di Paolo, continuava a disturbare la predicazione della parola di Dio, lui si è girato e ha detto: esci da questa donna nel nome di Cristo Gesù, e quello spirito è uscito. E io dico: Signore, io voglio sperimentare questa stessa cosa. E noi non sperimentiamo queste cose perché noi non ci facciamo accompagnare per mano dal Signore. Noi non ci arrendiamo alla volontà di Dio. Noi non sappiamo chi il nostro Dio è. Ah pastore, ma io lo so, sono in chiesa da 40 anni, da 50 anni, sono nato in una famiglia cristiana. Questo non conta assolutamente niente finché tu non fai un incontro personale col Signore. E quando tu farai un incontro personale col Signore, allora cambia tutta la tua vita. Giobbe ha detto una volta: Signore, io fino adesso ho sentito parlare di te, ma adesso io ti ho visto, adesso io ti conosco personalmente e io voglio conoscere questo Dio personalmente, in modo che Lui possa agire con potenza e con grazia attraverso la mia vita e attraverso la tua vita. Dio vuole questo per noi, fratelli. Dio non vuole una chiesa che sia psicologica. Dio non vuole una chiesa che parla come quei telepredicatori, e tanti ce ne sono nella TV o su internet, oppure quelli che vendono tappeti. C'è uno, mi ricordo, che addirittura vendeva tappeti dalle 8 della mattina alle 8 di sera e parlava, per forza di cose vendeva qualcosa, no? Ma arrivava la sera che tu lo vedevi, aveva due occhi che uscivano dalle orbite. E la Chiesa di Dio moderna tante volte parla, ma non predica il vero Vangelo. E fratelli, noi abbiamo bisogno di lasciarci prendere per mano da Dio e lasciarci guidare e arrenderci completamente alla sua volontà, come l'Apostolo Paolo ha fatto. Sei pronto ad arrenderti al Signore? Sai che per arrendersi al Signore bisogna buttarsi per terra, nel senso spirituale della cosa. Se tu ti vuoi buttare per terra anche subito non importa, ma diventare ciechi e dire: Signore, io non so qual è il mio cammino, ma so che tu mi porterai nel mio futuro. Tu sei pronto a fare questa preghiera? Non costruire il tuo futuro senza il Signore. Ieri sera abbiamo fatto una meditazione con i ragazzi molto interessante sul compagno e la compagna di vita che il Signore vuole metterci al nostro fianco. La cosa interessante che noi mai dobbiamo dimenticare, importantissima: noi non possiamo scegliere un compagno o una compagna oggi. Giovani, non scegliete un compagno o una compagna oggi solo perché vi dà piacere psicologico e fisico. Noi dobbiamo avere uno sguardo a lungo raggio. Noi dobbiamo scegliere secondo la volontà di Dio, e se la volontà di Dio per il nostro compagno e compagna della nostra vita è importante, figurati con le cose di Dio. È molto più grande questa responsabilità. Ogni giorno noi abbiamo bisogno di lasciarci prendere per mano dal Signore, accompagnarci nelle cose della vita, nel mondo spirituale che esiste. E se io e te non apriamo gli occhi sul mondo spirituale come l'Apostolo Paolo ha fatto, la cosa comincia a diventare
complicata, perché il diavolo lotta per la tua vita, contro la tua vita. La parola di Dio dice che il diavolo non viene se non per rubare, distruggere, uccidere. Io sono venuto perché abbiano vita e vita in abbondanza. Tu vuoi una vita abbondante? Amen? È così che bisogna fare, cari miei, ma bisogna lasciare il controllo della nostra esistenza nelle mani di Dio. La seconda cosa che voglio dirti stamattina, quando è che l'Apostolo Paolo, perché l'Apostolo Paolo è riuscito a raccontare la storia della sua vita? Perché lui ha accettato di soffrire per la sua causa. Quando noi accettiamo di soffrire per la sua causa, allora noi abbiamo una storia da raccontare agli altri che riguarda l'opera di Dio in noi. Egli dice così subito dopo, sempre nel capitolo 9 di Atti, dice: egli è uno strumento, ossia Paolo, che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re e ai figli di Israele, perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. Allora, a volte, io leggendo la parola di Dio, mi piace studiare la parola di Dio, ok? E è interessante che Paolo, ogni città dove lui andava, un problema lo inseguiva, ok? Forse ti riconosci in qualcosa in questo, no? Ogni cosa che io faccio per il Signore c'è un ostacolo. Ogni cosa che io cerco di fare per Dio, qualcosa sembra che si mette in mezzo per impedirmi di farlo. Allora ti voglio dire una cosa: benvenuto nel mondo spirituale, è così che funziona, è così che tu stai andando nella direzione che Dio vuole, perché se non c'è nessun ostacolo, perché se c'è un tappeto rosso, perché se non c'è nessuna difficoltà, tu non stai camminando nella direzione che Dio ha scelto per te. E la cosa interessante è che Dio ha anticipato a Paolo: Paolo, tu sarai uno strumento che dovrà soffrire per la mia causa. Allora sta attento. A te piace la sofferenza? Neanche a me. È un articolo, la sofferenza, che nessuno vuole comprare. Per ogni male di questo mondo c'è una pastiglia. Pastiglia per il mal di testa, pastiglia per il mal di piedi, pastiglia per far ricrescere i capelli. No, quello non c'è ancora. Pastiglia per ogni genere di male in questo mondo esiste. Perché l'uomo non vuole la sofferenza. È vero, Doc, che per ogni male c'è una pastiglia, sì o no? Abbiamo un dottore qua. Per ogni male c'è una pastiglia e noi non vogliamo la sofferenza. Ti do una notizia anche interessante. Neanche a Gesù gli piaceva la sofferenza, perché nel giardino del Getsemani, negli ultimi istanti di vita, nelle ultime ore di vita, ha detto: Padre, se può, passi da me questo calice. Io non voglio, anzi non vorrei andare in croce. Là devo soffrire le pene dell'inferno, perché è quello che veramente ha passato. Ma ha detto: non sia fatta la mia, ma la tua volontà. È questa la differenza tra una persona che ha deciso di soffrire per la gloria di Dio, per raccontare una storia al mondo, e una persona che non vuole soffrire a nessun costo, perché la sofferenza, cari miei, getta dei ponti con le altre persone. Quando tu soffri per qualcuno, tu stai gettando un ponte verso qualcun altro in modo da farlo avvicinare a Cristo. Allora sta attento. Adesso ti do una notizia interessante, ok? Non so se tu l'hai mai considerata. La sofferenza più grande dell'Apostolo Paolo non era una situazione che lui ha vissuto con altri uomini. Lui passava di città in città, i giudei lo perseguitavano, l'hanno lapidato, l'hanno picchiato 39 frustate, lo hanno insultato, c'era anche una sofferenza psicologica, infine lo hanno incarcerato proprio i suoi connazionali, quindi c'è stata anche una sofferenza spirituale dal suo punto di vista, ma la sua più grande sofferenza non era con gli uomini, ma era con Dio. Pastore, ma cosa stai dicendo?
Tu sai che per predicare la parola di Dio come lui predicava, il Signore dice, seconda Corinzi capitolo 12, che Dio ha messo un angelo di Satana con una freccia, con una spina nel suo corpo, affinché lui non si superbisse a motivo delle rivelazioni importanti che Dio gli aveva dato. Allora sta attento, voglio leggerti un testo, non lo trovi qua, ma presta attenzione un attimo. E dice: e perché io non avessi a insuperbire, perché l'eccellenza delle rivelazioni mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. 3 volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi valterò piuttosto nelle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo io mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo, perché quando sono debole allora sono forte. Quando ho finito di leggere questo testo ho detto: Paolo apostolo era un pazzo scatenato. Gli piaceva essere debole, gli poteva avere necessità, gli piaceva fare cose da uomo fragile, perché così attraverso questa debolezza, questa fragilità, Dio si manifestava in lui con potenza. Ti piace essere debole e fragile? Gente, un uomo maschio, quando ha 37,2 di febbre, sembra di essere pronti per essere ricoverati in cardiologia, ok? Io non so te, ma con 2 linee di febbre io mi sento uno straccio. E Paolo diceva: benvenuta sofferenza, benvenuta fragilità, benvenuta debolezza, benvenuto limite umano, perché io so che dopo tutto questo Dio si manifesterà in me con potenza e con grazia. Stai passando un periodo di debolezza, di dubbio, di difficoltà, di fragilità. Gloria a Dio, perché Dio si manifesterà in te, attraverso di te, e tu avrai una storia da raccontare agli altri. E l'Apostolo Paolo ricorda di tanti anni prima di questa situazione. Allora ascoltami bene. Adesso ti faccio una domanda che ti farà ragionare sulla questione preghiera, perché tu hai visto che qua, quando lui ha pregato, dice la parola di Dio 3 volte. Ok, Signore, toglimi la spina dalla carne, toglimi la spina dalla carne e toglimi la spina dalla carne, perché io non posso andare avanti in questo modo. E il Signore gli ha dato la risposta che nessuno di noi vuole. La risposta è stata no. Non posso, perché se io ti tolgo quella spina tu ti insuperbisci, tu diventi una persona gonfia che non riesce più a predicare la parola di Dio come tu la stai predicando adesso. Allora sta attento. Adesso arriviamo alla questione pratica. Nella nostra vita quotidiana, ti è mai capitato, quando tu cominci a stare in preghiera e cominciare a chiedere delle cose a Dio che riguardano la tua vita, la tua mente comincia a vagare da una parte all'altra? Sei distratto dal telefono, sei distratto dal pensiero se hai pagato una cosa, se hai fatto la spesa dall'altra, se i tuoi figli hanno bisogno, per la macchina da portare dal meccanico. La tua mente comincia a vagare in un universo di impegni che non hanno niente a che vedere con Dio. Sai perché succede questo? Perché c'è una spina nella tua carne, una ferita aperta che non riesce a stare alla presenza di Dio. Paolo Apostolo aveva capito questo meccanismo. Allora ti chiedo una cosa: quando tu non senti la voce di Dio, quando la ferita ti duole, quando tu senti la tua fragilità umana che aumenta, tu riesci a rimanere alla presenza di Dio e avendo il coraggio di ascoltare la risposta di Dio anche se no? Perché è così che Dio fa. Io non posso toglierti questo problema. Tu sai che Dio fa 2 cose nella vita di un credente: o mette o permette una prova e una sofferenza. Pastore, ma Dio mette la sofferenza della nostra vita? Assolutamente sì. Dio permette anche sì, ma Dio mette le situazioni. E sai perché? Perché noi dobbiamo stare alla presenza di Dio in preghiera, perché Lui vuole curare la ferita della tua anima. La nostra malattia più grande, che era la stessa malattia dell'Apostolo Paolo, sai come si chiamava? Indipendenza
dipendenza. Signore, io voglio smetterla con questa malattia perché voglio essere libero. E il Signore gli ha detto: non posso farlo perché altrimenti tu diventi gonfio come un pallone. Io ti metto questo problema perché tu possa dipendere completamente da me. Benvenuta sofferenza. Possiamo fare questa preghiera? Non ti piace, vero? Ma a volte il Signore mette queste situazioni perché noi possiamo totalmente dipendere da Lui. Quando accettiamo di soffrire per Cristo e per la sua causa, noi abbiamo una storia da raccontare. Quando investiamo i nostri talenti ed esperienze per la sua gloria, allora abbiamo una storia da raccontare. Guarda cosa racconta l'Apostolo Paolo nella lettera dei Galati. Dice: ma Dio, che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre, mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo perché io lo annunciassi fra gli stranieri. Allora io non mi consigliai con nessuno, né salì a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai subito in Arabia, quindi ritornai a Damasco, poi dopo 3 anni salì a Gerusalemme. Allora sta attento, questo testo ci dice una cosa molto interessante. Paolo si converte, ok? Vi ricordate che Paolo era stato allevato teologicamente parlando ai piedi di un maestro della legge mosaica che si chiamava Gamaliele. Era il più grande maestro all'epoca, anche all'epoca di Gesù, che poteva insegnare la parola di Dio, poteva insegnare la legge di Mosè, il Vecchio Testamento ai suoi discepoli. E Paolo apostolo aveva delle convinzioni tanto radicate della legge di Mosè che Dio l'ha dovuto, come si dice qua da noi, rivoltare come un calzino. Okay? E per fare questo lui che cosa ha fatto? Dice la parola di Dio che per 3 anni, lui si è messo nella presenza di Dio, ha permesso a Dio di cambiare le sue convinzioni teologiche, rivoltarlo come un calzino, come abbiamo detto, e di nuovo essere una creatura completamente nuova, rinnovata dalla grazia del Signore. Sai qual è il grande problema dell'essere umano? Si chiama religiosità. Noi siamo e vogliamo un Dio da poter gestire come noi vogliamo, un Dio che stia sotto una serie di regole che non ci mettano in confusione, ben chiare, ben definite, e invece lo Spirito di Dio è tutt'altra cosa e Paolo doveva abituarsi a camminare e a viaggiare secondo lo Spirito Santo di Dio, perché Gesù stesso ha detto: lo Spirito mio va e soffia dove vuole, va dove vuole. Che differenza, gente? L'Apostolo Paolo sottometteva Dio a un sistema teologico rigido, che era la legge di Mosè, e Dio gli ha detto invece: no, tu devi seguire il mio spirito. Tu non ti sei mai accorto, quando tu cominci a studiare i Vangeli, Gesù sembrava un'ape impazzita che andava da una parte all'altra, sembra che non avesse nessuna logica quando faceva le cose. A volte Dio ci fa fare dei giri fantastici che noi non capiamo nemmeno il perché dobbiamo arrivare in quel punto. Tu sai, ti ricordi quell'aneddoto che dice quel professore: Pierino, chiamiamolo Pierino, no? Qual è la strada migliore per andare dal punto A al punto B? E ovviamente la risposta avrebbe dovuto essere: ovviamente una linea retta che congiunge il punto A col punto B è la strada più breve per arrivare dal punto A al punto B. Ma Pierino dà una risposta sorprendente. Dice: ok, punto A e punto B. Lui prende un gesso sulla lavagna e comincia a fare dei segni, destra, sinistra, poi va alla fine della lavagna, poi torna su, poi torna giù, poi torna al punto A, poi torna al punto B. Il maestro lo guarda: Pierino, ma cos'è questa cosa? Maestro, ma lei mi ha chiesto qual è la strada migliore per arrivare dal punto A al punto B, non la strada più breve. Sai perché, maestro, io faccio questa strada? Quando io vengo a scuola, ho 100 metri da casa mia per arrivare a scuola, ma faccio una cosa interessante: passo per il parco dove sento gli uccellini che cantano, c'è un fiume che scorre, vedo i pesci che saltano nell'acqua, poi faccio un giro nel quartiere del mio amico,
prendo il mio amico che scende da scuola, da casa, cominciamo a camminare insieme verso scuola, parliamo io e lui, poi andiamo a trovare una nostra amica lungo la strada, prendiamo anche lei e così diventiamo 3, finalmente facciamo il giro del quartiere, arriviamo a scuola, questa è la strada migliore per me. Perché lei non mi ha chiesto qual è la strada più breve. A volte Dio, noi abbiamo ben chiaro la linea della nostra vita. Oggi farò così, oggi andrò da qua a qua e poi tornerò a casa, mangerò i tortellini. E Dio è proprio il momento in cui succederà qualcosa di incredibile che non ti permetterà di realizzare i tuoi piani, ma di fare completamente diverso. Allora sta attento, ti voglio raccontare una storia che è successa alla nostra famiglia diversi anni fa, ok? Avevamo un tempo, ho anch'io una storia da raccontare, non solo l'Apostolo Paolo, ok? Un tempo noi avevamo un camper come famiglia e abbiamo fatto una vacanza fantastica, un mese, siamo stati via 35 giorni, c'era un entusiasmo in quel camper, ogni 2x3 si rompeva qualcosa, ok? Perché era un camper vecchio. Finché torniamo a casa dopo 35 giorni di ferie e la cosa interessante è che mentre tornavamo a casa io raccontavo ai miei figli come Dio ci aveva aiutato nonostante il camper si fossero rotte, prima il frigo e dopo questo e dopo l'altro, ma abbiamo risolto tutto, ok? Mentre tornavamo a casa in autostrada sentiamo un botto pazzesco e il camper comincia a andare per i fatti suoi, a destra e a sinistra delle corsie dell'autostrada. Ho detto, Signore, io non so cosa sta succedendo, ma se tu non prendi in mano la situazione, questa è stata una preghiera molto telegrafica, no? Prendi in mano questa situazione perché qua ci restiamo tutti secchi. Ho lasciato il volante, pian piano il camper si è fermato sulla destra della corsia, nella corsia d'emergenza. Quando scendiamo ho capito perché abbiamo sentito il botto. Una ruota, una gomma era esplosa completamente. Okay? Non bucata, esplosa. Ok, cambiamo la ruota, niente di che. Prendo il crick, ok, per tirare sulla gomma. Interessante che il padrone vecchio aveva un crick inadeguato, quindi il crick non riusciva ad alzare il camper per cambiare la gomma. Ho detto, caspita, adesso cosa facciamo? Adesso la cosa comincia a diventare seria. Chiamo a quel tempo un fratello della chiesa, dove ero io, a Mantova, e gli dico, fratello, prega per noi perché non so cosa noi faremo. Sta diventando buio, no? E la ruota io non riesco a cambiarla. Vedi tu di mettere davanti a Dio insieme a noi questa necessità perché non sappiamo come tornare a casa. 10 minuti dopo si ferma un assistente all'autostrada, no? Che faceva manutenzione all'autostrada. Si ferma e mi dice, la prima cosa che ci dice è, non potrei fermarvi per aiutarvi, ma sento nel cuore di farlo. Ho detto, qua già il Dio sta rispondendo, ok? Io ho detto, sì, il grande problema è che noi abbiamo un crick che non riesce a sollevare il camper perché è corto. Fratelli, Dio fa queste cose, ok? Quando questa persona mi guarda con due occhi che sembrava una civetta, mi dice, non posso credere a quello che sto udendo, perché là, in mezzo al piazzale dell'ultimo autogrill dove sono stato, c'era un crick per sollevare ed era perfetto per il nostro camper. Lui si è fermato, ha preso il crick che ha trovato in mezzo al piazzale, ha sollevato il camper, ci ha cambiato la gomma e noi siamo tornati a casa in tutta pace. Ho detto, Signore, se questa non è la tua mano, di chi è? Ma Dio fa queste cose, fratelli. Dio fa queste cose, ma a volte noi dobbiamo pensare che la sofferenza è necessaria perché questa cosa arrivi. La difficoltà è necessaria, la fragilità e la indipendenza non serve assolutamente a niente. Noi dobbiamo dipendere completamente dal Signore. Allora ascoltami, io ho 2 cani a casa, ok? Pensate che loro si preoccupano che alle 4:30 del pomeriggio c'è la pappa nella ciotola? Si preoccupano, devono pregarmi.
loro sanno che alle 4:30 in punto le loro ciotole sono piene e loro saranno pienamente soddisfatti. Dio è molto meglio del padrone di un cane, perché tu non sei un cane, sei un figlio di Dio e Dio provvederà per le tue necessità, ma tu devi dipendere da Lui. Hai capito come funziona? Lascia che Dio convinca il tuo cuore che nella pace del Signore Lui provvederà per le tue necessità, ma tu devi dipendere interamente da Lui. Quarto punto e ultimo. Quando è che noi abbiamo una storia da raccontare? Quando noi riconosciamo chi siamo dinanzi alla sua santità. Una delle ultime cose che l'Apostolo Paolo ha scritto in vita è stata questa. Prima, guarda che storia, ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento, ma mi è stata usata misericordia perché agivo per ignoranza nella mia incredulità. E la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Certa è questa affermazione degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto al mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. L'Apostolo Paolo racconta la storia di quello che lui era prima e di quello che è diventato, e lui ha detto, cari miei, un apostolo come l'Apostolo Paolo, un apostolo di potere, un apostolo che toccava con un lembo della veste un malato e il malato guariva, diceva, io sono il primo dei peccatori. E lo ha scritto al suo figlio spirituale Timoteo, un giovane pastore che lui aveva cresciuto nella fede, e gli diceva, caro mio Timoteo, io sono l'ultima persona che Dio doveva salvare, perché io sono il primo dei peccatori, ma lui aveva una storia da raccontare, ascoltami bene. Quando noi ci convertiamo, noi abbiamo una storia alle spalle. Io non so tu, io mi sono convertito che avevo 29 anni. Ho quasi 30 anni di storia nel mondo e ovviamente un giorno forse avremo in dettaglio anche possibilità di condividere cosa io ho vissuto in quei 30 anni da non credente. E veramente sono state cose di cui oggi mi vergogno profondamente, ok? Ma ti posso dire una cosa, tante purtroppo qua dentro, nelle chiese moderne, non conoscono il perdono di Dio. E non conoscono il perdono di Dio, non conoscono la libertà in Cristo, perché ancora non hanno capito chi siamo noi davanti a Dio. Persone meritevoli di andare all'inferno, noi siamo i primi dei peccatori. E quando noi riconosciamo questo davanti a Dio, Dio è libero di fare opere potenti in noi, perché beati gli umili, perché a loro appartiene la terra. Gli umili hanno la terra come loro proprietà. E sai perché? Perché noi ci riconosciamo di una qualità differenza, di qualità tra noi e Dio talmente grande che quando noi mettiamo noi stessi giù, Dio si innalza nella nostra vita, Dio è libero di agire nella nostra vita con potenza e con grazia. Tu vuoi sperimentare una vita di potenza nella presenza dello Spirito Santo? Sì o no? Tu hai riconosciuto chi tu sei davanti a Dio? Sai, una cosa un'immagine molto interessante che la parola di Dio ci dà di noi esseri umani è l'immagine di Adamo ed Eva che vanno a nascondersi e si mettono una foglia di fico davanti della loro nudità. Tante volte noi facciamo così con Dio. Signore, io non sono poi una persona così male, ok? La parola di Dio dice che il nostro cuore è insanabilmente malvagio. Non c'è niente di buono in noi. Dio va al di là dei nostri sguardi della domenica. Io guardo ciascuno di voi e vedo un vestito blu, un vestito verde, scarpe di un certo tipo. Dio guarda nell'anima. Allora sta attento. Te lo dico in questo modo moderno, ok? Tu saresti disponibile a prendere una chiavetta USB, se ci fosse la possibilità, inserirla nel tuo cervello, scaricare tutti i pensieri che tu hai fatto da quando sei nato fino ad oggi,
puoi estrarre quella chiavetta USB, inserirla nel computer della chiesa e mostrare il film della tua vita a tutti quelli che sono qua seduti nella sala. Io sono convinto che neanche uno di noi, io compreso, avremo il coraggio di ritornare in questa sala, perché quello che c'è dentro di noi, la parola di Dio dice che è un cuore insanabilmente malvagio. Ma quando io riconosco che sono così, io do la libertà a Dio di essere Dio nella mia vita, di fare opere potenti in me e attraverso di me. Tu vuoi questo Dio qua, sì o no? Tu hai riconosciuto chi sei davanti a Dio. Sai che un giorno ci sarà il giudizio finale e la parola di Dio ci mette in guardia, cari fratelli, perché ci dice là nel Vangelo di Matteo, al capitolo 25, che arriveranno alcune persone che diranno: Signore, non ho io predicato la tua parola? Signore, non sono andato dall'altra parte del mare a fare i tuoi discepoli? Signore, non ho digiunato e pregato 3 volte alla settimana? E il Signore dirà: io non vi ho mai conosciuto. Che delusione, gente, che avrà quella persona lì. E l'unico motivo, sai qual è? Che loro non hanno riconosciuto chi erano davanti a Dio. Paolo era caduto a terra, era diventato cieco e ha detto: Signore, guidami tu, perché io sono una persona estremamente peccatrice, sono il primo dei peccatori. Interessante che cosa ha fatto l'Apostolo Paolo. Nei primi anni di ministero lui ha detto: io sono l'ultimo dei santi. A metà del suo ministero, nelle sue lettere, dice: io sono l'ultimo degli apostoli. Alla fine della sua vita, nella prima lettera di Timoteo, dice: io sono il primo dei peccatori. Stando con Dio, lui aveva capito chi era e aveva dato libertà a Cristo di scrivere la sua storia e di poterla trasmettere a ciascuno di noi. Sai che è ancora in fase di scrittura Atti degli Apostoli, capitolo 29. Hai mai letto Atti 29? Voglio vedere se qualcuno studia la parola di Dio. Hai mai letto Atti 29? Perché non esiste, scritto nella Bibbia. Ma l'Atti 29 Dio lo sta scrivendo attraverso la mia e la tua vita. E un giorno delle persone leggeranno la nostra storia e forse diranno: caspita, quel ragazzo, quella ragazza, quell'uomo, quella donna hanno una storia da raccontare, come l'Apostolo Paolo. E io vorrei tanto che ciascuno di noi avesse un'esperienza profonda, radicale con Dio. Ma per fare questo noi dobbiamo arrenderci completamente a Lui, essere capaci di soffrire per Lui, restare alla presenza di Dio come faceva l'Apostolo Paolo, anche quando la ferita faceva male, in modo che Lui potesse curarla e potesse manifestarsi la potenza di Dio nella sua vita. Io voglio pregare insieme a te adesso e voglio chiedere al Signore che io e te, nella nostra camminata cristiana, nella nostra camminata con Dio, possiamo fare un'esperienza forte, radicale col Signore e di avere la possibilità di vedere il Dio della Bibbia uscire da quelle pagine. Ascoltami bene quello che ti sto dicendo. Il Dio della Bibbia uscire da quelle pagine e diventare una realtà viva nella nostra esistenza. Dio deve uscire dalle mura della Chiesa. Dio deve uscire dalle pagine della Bibbia. Dio deve uscire dalla domenica e diventare una realtà di tutti i giorni nella nostra camminata. Ma per fare questo, noi dobbiamo dire: Signore, prendimi per mano, perché io non ce la faccio, io non riesco, io sono profondamente un peccatore che ha bisogno di essere toccato dalla tua mano santa. Ricordati di quel lebbroso che incontra Gesù e Gesù gli ha detto:
vuoi che io ti guarisca? E lui ha detto sì, Signore, guariscimi. E Gesù ha fatto una cosa che un rabbi non doveva fare, ha toccato quel lebbroso. Nessun maestro della legge poteva toccare una persona malata perché si contaminava. Ma è interessante che il tocco di Cristo, invece di contaminare il maestro, ha guarito il discepolo. Dio vuole toccare il tuo cuore, Dio vuole toccare la tua vita, Dio vuole toccare la tua famiglia, Dio vuole guarire il tuo cuore. Per fare questo tu devi essere arreso. Io voglio pregare insieme a te questa mattina. Chiudi i tuoi occhi e parla col Signore. E mentre io prego, sono sicuro che lo Spirito Santo sta portando alla tua mente il tuo punto di resistenza. Io non so qual è, ma il Signore dice: molla, lascialo da parte, lascia che io possa fare un'opera profonda nella tua vita. Arrenditi e non permettere al tuo orgoglio di tenere in mano le redini di ciò che non può essere gestito. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio perché sono sicuro, Signore, che la tua opera questa mattina non solo è stata fatta, ma è anche in corso, anche adesso. E tu stai chiamando delle persone stamattina, Signore, a ravvedimento, alla resa e anche a combattere, pur soffrendo per te. E io ti chiedo che tu possa mostrarci la tua potenza viva nelle nostre vite. Tu hai sentito che la parola di Dio era per te stamattina? Io ti chiedo di fare un gesto che manifesti il tuo desiderio di vedere questo Dio all'opera nella tua esistenza. E ti chiedo di alzarti in piedi dove tu sei e stai dicendo: Pastore, io voglio la preghiera della Chiesa. Amen. Dio ti benedica, Dio ti benedica. Amen. Amen. Non avere paura di dare un passo per il Signore, perché Lui non ha avuto né vergogna né paura di dare un passo per te. Lui è sceso dall'eternità, ha sacrificato la sua vita proprio perché la tua vita serva per glorificare il suo nome. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio per queste persone che hanno risposto al tuo appello e ti chiedo nel nome di Cristo Gesù, da oggi, Signore, trasforma il loro modo di pensare, il loro modo di decidere, il loro modo di sentire, il loro modo di essere per la tua gloria. E che domani, Signore, cominci una storia che loro possano raccontare con coraggio nelle loro vite. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica, che il Signore vi possa accompagnare in questo cammino. Adesso celebreremo il nostro momento di decime offerte, quindi vi chiedo di stare in piedi e canteremo una canzone. Se volete fare un'offerta potete fare un'offerta, o insomma, comunque ricordando sempre che l'offerta migliore per il Signore è la nostra vita, le nostre debolezze e tutto quello che ci fa soffrire. E niente, cantiamo.
Padre, ti ringrazio per queste offerte, per le decime, Signore. Ti chiedo che possano essere soldi che verranno amministrati con saggezza per la tua opera, per la gloria del tuo regno, Signore. E ti chiedo che tu possa dare quindi saggezza a chi è a chi può, a chi ministra questi soldi, Signore. Ti chiedo che davvero poi tu possa dare saggezza anche alla Chiesa per poter scegliere dove indirizzare meglio i soldi, Signore, che davvero non possiamo pensare che siano cose nostre, cose umane, cose che appartengono a noi, Signore, ma che possiamo avere sempre lo sguardo fisso sul fatto che sono soldi che sono per la tua opera, per il tuo regno, Signore, e che non possiamo mai perdere il focus su di te, Signore, su quello che tu vuoi per questa Chiesa, su quello che tu vuoi per le nostre vite, Padre. E io ti ringrazio per ogni persona a cui hai dato la possibilità di avere un lavoro, di avere un qualcosa da poter offrire a te, Signore. Il lavoro è una grande benedizione, Padre. Ti ringrazio perché ci benedici con questo, Signore, per provvedere alle nostre necessità, Padre. E ti ringrazio, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Ok, chiedo a Joshua di mandare le slide, quelle degli annunci. Abbiamo alcuni annunci importanti da dare per la vita della comunità. Il primo, il più vicino, non è il più vicino, ma forse il più importante. Allora, abbiamo trovato la struttura per il nostro campeggio, quindi dal 26 al 30 di dicembre a Barcis, in provincia di Pordenone, un posto bellissimo con il lago trasparente, cristallino sotto, e sarà nostra dal 26 al 30 per il ritiro per adolescenti e giovani, ok? Se tu sei interessato, il prezzo sono 130 euro per il primo fratello, figlio, e il secondo 110 euro, e passeremo 4 giorni e mezzo alla presenza di Dio, ok? Vedendo cosa Dio può fare veramente nella vita di ciascuno di noi. Allora, non rimandare la prenotazione perché i posti sono abbastanza limitati. Abbiamo uno staff di circa 10 persone, perciò rimangono circa 40 posti, ok? 40 non sono tantissimi, perciò mi raccomando, se tu hai un figlio da iscrivere dai 13 anni in su, fallo il prima possibile, in modo che tu puoi occupare il tuo posto sicuramente, ok? Secondo annuncio, il giorno 31 noi faremo una festa qua in chiesa anti-Halloween, ok? Che si chiama White Party. Allora, qual è l'unica cosa che tu devi fare? Se sei parte della chiesa, Giada, vuoi dare annunci tu? Vieni. Io non ho tutti i dettagli, comunque. Bisogna essere vestiti totalmente di bianco. Se non hai tutto bianco, cerca di essere più bianco possibile. Okay? Ci saranno giochi, ci sarà un momento di predicazione della parola di Dio, e si starà insieme proprio per dire al mondo: noi non facciamo parte di questo, ma possiamo divertirci anche se non ci vestiamo da streghe e da mostri, in poche parole, no? Come cristiani il Signore non ci impedisce di divertirci, anzi il Signore penso che era uno che si divertiva parecchio insieme ai Suoi discepoli, e noi faremo lo stesso, no? È una festa per giovani, ok? Per giovani, fino ai 99 anni. No, sto scherzando, solo per giovani questo giro, ok? Ok, questa è un'iniziativa che è proprio uscita dai nostri giovani. Allora, ogni ultimo giovedì del mese, ore 20, noi ci troviamo qua nella chiesa per pregare specificamente per dei motivi di preghiera importanti. Per esempio, oggi c'è la questione Israele-Palestina, no? Per cui noi dobbiamo pregare. Ci sono dei nostri fratelli là, ci sono delle persone che si stanno convertendo attraverso la testimonianza di fratelli cristiani, e noi dobbiamo pregare per quella situazione. Ma ogni mese ci sarà un motivo nuovo, una spinta nuova per poter stare alla presenza di Dio in preghiera, ok? Vediamo se gli altri giovedì può essere anche online, ma una volta al mese in presenza qua nella chiesa il gruppo giovani adolescenti per adolescenti è invitato a pregare alla presenza di Dio,
ok? Penso che sia tutto. E ricordatevi di pregare per il ritorno dei nostri fratelli dal convegno delle coppie, se vi ricordate. L'assemblea sì della prossima settimana, comunque c'è già affisso l'avviso là in bacheca, ok? Un'assemblea è un momento importante amministrativo della comunità, bisogna che tutti i cristiani che partecipano alla nostra comunità siano presenti, va bene? Che il Signore ci benedica, possiamo alzarci in piedi per chiudere il nostro culto. Allora, soldato di Dio, sei pronto? Hai tutte le armi pronte per affrontare la settimana? Sì? Ok, preghiamo che il Signore ci insegni ad usarle bene, ok? Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo, ti benediciamo, perché Signore, nella tua presenza ci sono gioie in abbondanza. E che Signore, come abbiamo imparato questa mattina, che noi presto possiamo avere una storia potente da poter raccontare agli altri di quello che tu avrai fatto attraverso di noi. E adesso che torniamo alle nostre case, Signore, io ti chiedo che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la faccia della terra, da oggi e per sempre. Amen. Buona settimana, Dio vi benedica.